E allora dopo la pausa forzata per il sottoscritto per impegni lavorativi, non sono potuto esserci per il match con l'Arena Volley Team Verona, quindi per me la partita con Porto Mantovano è stata il canto del cigno del 2022, ma per l'inizio del 2023 invece sono qua pronto a commentare per voi questa partita. La Rotoplas viene da una sconfitta molto pesante contro una delle top square, diciamo così, della Serie B1, che è l'Arena Volley Team Verona, e c'è la pronta risposta della Rotoplas, che vuole ovviamente riscattarsi per rimediare a quel brutto KO dell'ultimo dell'anno. Amiche e amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Villa Bartolomea per la 12ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra lo Spaccavolley e la Rotoplas Volano Volley. Quindi un 2023 che riparte proprio con una dei fanalini di coda invece, perché è un classico, possiamo definire così, testa coda se fossimo primi in classifica, però lo definisco più un testa coda perché abbiamo affrontato una delle prime della classe e adesso andremo a affrontare l'ultima della classe. Ovviamente l'obiettivo è cercare di portare a casa i 3 punti, perché sono davvero fondamentali per la nostra classifica, dato che siamo al 7° posto. Allora salutiamo subito i nostri amici di viaggio, il nostro scout Ben Andrea Zeri, che con le sue statistiche ci aggiornerà di consueto alla fine di ogni set. I nostri registi Alan Berloffa e il suo aiutante, il suo collaboratore più stretto Fabrizio Saba, nonché, diciamo così, regista, diciamo così, aiuto regia, ecco, definiamolo così, ecco. E allora siamo quasi pronti per l'inizio di questa 12ª giornata, e quindi ci sarà davvero tanto di cui parlare. La speranza mia è che, visto che ho chiuso con Porto una buona gara, spero di poter chiudere con una grande vittoria anche oggi, dai. Spero di cuore che possa essere questa il leitmotiv di come ho chiuso io il 2022, che possa aprirsi con un ottimo 2023. Ed è quello che spero, credo che anche voi telespettatori che siete collegati con Volano Volley Channel, immagino che starete pensando esattamente la stessa cosa che ho pensato io. Allora, la novità della Rotoplas Volano Volley, così per chi non avesse seguito i nostri canali social nelle ultime giornate, vede l'addio di Fulvia Gridelli, che ha deciso di separarsi dalla nostra società biancorossa dopo aver collezionato in 11 giornate un bel bottino di punti tra attacco, ace e muro soprattutto, chiamata ovviamente a sostituire una come Livia Tresoldi, che adesso è in Serie A2 con la Pallavolo Piccolecco. Gli auguriamo il meglio a Fulvia per il proseguo della sua carriera agonistica. La novità principale, allora, siccome non c'è più Fulvia Gridelli, è Giulia Manetti, che è la nuova centrale della Rotoplas Volano Volley. Lei indossa il numero 3, è nata nel 1996, quindi mia coetanea, quindi nella speranza che... Ok, allora dopo questa, diciamo, breve presentazione per la nuova arrivata Giulia Manetti, lanciamo gli sponsor e torniamo tra poco per l'inizio della partita. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Sei qua, ascoltami il manetto. Già detto. Andarmi insieme era la sua vecchia scuola. Andarmi insieme. E calcio di vittoria vuoi chiedere te per la foto? Va bene. Sì? Sì. No, perché faccio oggi se riesco quando perché tornare per preso un po' scuola. Beh, almeno sei anche un po' alto, almeno si riesce a campare. Sono lontano, è una giocata è per l'alto, per campare. Davanti dietro. Vabbè, ma se l'auto fosse un faccio da 4 ore. Ok. Allora,
tornato in diretta? È già tornato in diretta? Era il mini spot, pensavo che era quello da 3 minuti. Allora, di nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomea e siamo quasi all'inizio del saluto, perché ormai, come vedete dalle immagini, la squadra della Rotoblast e quella dello Spaccavolley stanno già a operare il servizio, che è proprio che si effettua sempre 2 minuti prima dell'inizio. Eccolo, ecco che fischia. Ecco che ha fischiato l'allontanamento del pubblico. Allora siamo quasi pronti per cominciare questa partita. Allora sono pronte allora a scendere in campo le due formazioni. E allora prepariamoci ad assistere allo spettacolo delle due formazioni. Spaccavolley di Verona contro la Rotoblast Volano Volley. Ecco le due formazioni che scendono in campo e che si apprestano a salutare il pubblico. Allora probabilmente io posso dirvi che dalla mia postazione non ho sentito quasi niente di quello che dice lo speaker, quindi purtroppo mi sa che non si è sentito tanto. Ho provato a non parlare, però temo proprio che non si è proprio sentito, quindi. Adesso staremo a vedere allora quel che succederà. Allora scusate un po', mi sento veramente arrugginito per il ruolo di telecronista. Spero di non fare altre cavolate. È partito già lo starting player, ma molto confusionario.
formazione tipo di questa Rotoblast con l'addio della Gridelli è Miori e ovviamente Giulia Manetti nei ruoli centrali, poi a Piero Bon nel ruolo di libero, Federica Braida nel ruolo di palleggiatore, le schiacciatrici e Bellini, Rotantini, l'opposta Carlotta Petrucchiello. Manca solo quella che è fuori in panchina. No, perché c'ho il libero che è in campo che è la 17. Ok, c'è un centrale. Sì. Sì, è la Pegolaro. L'altro centrale è quella in campo che è la Bermugnan e l'altra è Sandri. Qual è manca poi? La 7. Quello che gioca, non so. La 7 o la 15? Quella da 15 gioca. Bene, allora vi leggo anche la formazione iniziale dello spaccavolley. Numero 4 Angelica Costamagna, numero 5 la ex di turno Rosita Civetta, numero 9 la capitana Giada Permugnan. Sta per cominciare la partita, iniziamo. Riceve Bellini ed Eilt. Iniziamo bene con l'ace di Sofia Marconcini. 1-0 per lo spaccavolley. Chiara Zonta, numero 14, Martina Pegoraro, numero 15 è libero e la numero 17 è Elena Strasser. Servizio su Bellini, Braida, Petrucchiello, tutto bacchette, uno pari. Siamo su uno pari adesso. La capitana di oggi è Alice Bellini per la Rotoblast. Volano volley in attesa della capitana di turno Neval e dell'infortunata Emma Galbero. Servizio della nuova arrivata Manetti, battuta, attacco in palletto provato da Permugnan, attacco di Orlandini, attacco di 2-1 per la Rotoblast, Volano volley. Ancora Giulia Manetti, la new entry della Rotoblast al servizio. Battuto, viva Eilt, Giulia Manetti, 3-1 Rotoblast. E allora adesso il servizio è nelle mani ancora di Giulia Manetti, autrice dell'ultimo Eilt. Servizio battuto, riceve il numero 10 Marconcini, attacco provato da Costamagna vincente, 2-3 il punteggio. Ora al servizio va la capitana Permugnan. Servizio battuto su Orlandini. Oh, Braida ci deve provare, Miori dall'altra parte. Civetta, mani out, 3 pari. Permugnan, ancora lei al servizio. Servizio battuto. Palla out, la tentata fuori dalla capitana Bellini. 4-3.
Bella Rotoblast. Sarà un'impresa parlare oggi perché ripompa tantissimo qua. Carli al servizio battuto, riceve per Mugnaner, Civetta subito, 4 pari, Rosita Civetta. Primo punto da ex di turno di Rosita Civetta che si prepara al servizio. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Salvatore Francesco Iovinella di Napoli, coadiulato dal secondo arbitro, il signor Marco Maritan di Padova. Arriva l'ace di Rosita Civetta, vantaggio dello spacca volley. Siamo sul 5-4 adesso. Ancora Rosita al servizio per la spacca volley. Servizio battuto. Il secondo ace di Rosita Civetta, 6-4 punteggio. Ancora Ross al servizio per la roto. Scusate, l'abitudine di averla avuta l'anno scorso per lo spacca volley. Battuto il servizio, sempre su Orlandini, questa volta riceve bene Braida, Petrucciello, attacco vincente, Arti. Il punteggio. Porciamo un po' le distanze proprio con la Carli. Ora il servizio è Orlandini. Servizio di Emma Orlandini che lo batte in questo istante. Riceve il libero Stratter. Prova Rosita però mette un'infrazione che vale il pareggio per la Rotopla. 6 pari. Ancora Orlandini al servizio. Battuto il servizio, qui invece il servizio, di nuovo vantaggio per lo spaccavolley, 7-6 il punteggio. Al servizio Angelica Costamagna per lo spaccavolley, 7-6 il punteggio nel corso del primo set della 12ª giornata, campionato di Serie B1 girone C. Servizio battuto su Piero Bon, Federica Braida per Bellini che trova il pallonetto, viene difeso dallo spaccavolley che però è in difficoltà e regala una free ball. Braida, Miori, viene difeso da Civetta. Attenzione, va a fare fallo Marconcini, quando l'alza, 7 pari di nuovo al Palasport di Villa Bartolomea. Vi ricordo tra l'altro che siamo vicinissimi al giro di boa di questa stagione perché la prossima giornata sarà la 13ª. Concluderà il girone d'andata. Servizio nelle mani di Miori, riceve Marconcini, attacco provato da attenzione Stratter, attacco il pallonetto viene curato, Civetta, Marconcini, la palla in campo e quindi arriva il 9° punto per l'8° punto. Infatti ho detto, mi sembrava strano che era sul 9-7. Poi infatti viene corretto, 8-7 punteggio. Ora al servizio Martina Pegoraro per spaccavolley. Servizio di spaccavolley. Out. E 8° punto anche per la Rotoplas che rimette le questioni in parità. Al servizio va Federica Braida per la Rotoplas. Volano volley. Servizio battuto, riceve Costamagna. Attacco di Marconcini viene difeso Piero Bon, Bellini, pallonetto, c'è invasione contro lo spaccavolley, vantaggio Rotoplas. Nel corso del primo set ora il 9-8 il punteggio a favore delle biancorosse di Luca Parlatine. E ora il servizio Federica Braida. Servizio di Braida, battuto, viene ricevuto da Costamagna. Stratter, attacco di Marconcini viene difeso da Orlandini. Braida, Bellini, attacco che si spegne in rete, 9 pari. Nel corso del primo set spaccavolley che rimette la questione in parità grazie a questo attacco sbagliato di Bellini.
Servizio Maria Vittoria D'Alcero per lo spacca volley. Servizio battuto, riceve Orlandini. Braida, Petruzziello. Di nuovo il vantaggio per la Rotoblast. Alice Bellini al servizio adesso per la Rotoblast. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto. Dita Civetta il palleggio. Marconcini viene difeso da Bellini. Braida, lato di Petruzziello. Vede Strasser, però c'è una free ball. Piero Bon riceve. Braida, ancora Petruzziello. 11° punto per la Rotoblast. 11-9 il punteggio a favore della Rotoblast. Alice Bellini al servizio, ancora lei, la nostra capitana di questa giornata. Servizio battuto, riceve Costamagna, Civetta, attacco subito di Permugnan, di nuovo Permugnan, la capitana che firma il 10° punto per lo spacca volley. 10-11 punteggio. Eccoci qua. Pronto al servizio. Copia Marconcini. Riceve Orlandini. Braida. Subito. Giulia Manetti. Numero 12 nella rota della Colana Volley. Giulia Manetti che si è presentata benissimo al pubblico dell'Arena Biancorossa con già 3 punti all'attivo sui 12 ottenuti dalla squadra di Luca Parravino nel corso del primo tempo. 12-10 punteggio, servizio di Manetti, riceve Strasser, Civetta. Uno out, sì. In campo la palla. 13-10. Ah no, infatti c'è la correzione. Forse, un attimo. Sì, c'è la correzione, quindi il punto è per lo spaccavolley, non per il volano, quindi dovrebbe essere 11-12 punteggio. Esatto. Infatti 11-12, infatti ecco che viene corretto il tabellone. Il servizio è affidato nelle mani di la capitana Permugnan per lo spaccavolley. Servizio battuto, riceve Bellini. Piero Bon, lato di Orlandini, Murata, Orlandini, Piero Bon. 13-11, stavano per fare un po' di confusione Bellini e Piero Bon, non chiamandosi la palla. Carli al servizio, 13-11, punteggio, riceve Costamagna, Civetta, attacco tentato da Pecoraro ma era già andata oltre l'asta, quindi 14-11 punteggio. Time out, sponsor. Servizio di Petruzziello, ace! E ci entriamo con un ace. Servizio di Carli, ancora lei al servizio. Riceve Strasser, Civetta, Marcolini, Murata,
No, scusate, per Mugnan era stata murata. Per Mugnan ancora difende Piero Bon. Braida, Orlandini. 16-11 punteggio. Favore della Rotoblast. Ancora Carli al servizio per la Rotoblast. Milano volley. Servizio battuto. Deve Strasser. Civetta per Mugnani. Pallonetto viene difeso. Però c'è Braida. Bellini pallonetto. Difende Strasser. Civetta. Grande muro di Caterina, se non vado errato. Ancora Carli al servizio. 17-11. Servizio battuto. Riceve Strasser. Civetta per Mugnan. Attacco vincente in mezzo alle mani del muro di Braida e Miori. 12-17, punto è della capitana per Mugnan. Ora al servizio va la numero 5, Rosita Civetta. Servizio di Rosita. Nettamente out. Va addirittura a toccare il nastro esterno della rete, proprio brutto servizio da parte dell'ex Civetta. E Orlandini al servizio. 18-11. Battuto il pallonetto, riceve Marco Concini. Civetta, l'attacco lato. Civetta dal lato di toccare l'asta. Costamagna con la palla. 19-12. Time out, andiamo con gli sponsor. Nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomea, provincia di Verona. Servizio M. Orlandini. Coach Pollini ha usato tutti e due i time out del primo set. Tra le due formazioni parte Orlandini, riceve Strasser. Civetta dal lato di Costamagna. Attenzione. Mamma mia, Carli. Bel pallonetto. 20-12. 20-12. E anche il nostro fan numero 1 qua dietro dalla carica. Ancora al servizio Orlandini. Servizio battuto. Riceve. Attenzione Marconcini. Attacco Murata. 12. Emma Orlandini ancora lei al servizio per la Rotoblast. Servizio battuto su Marconcini. Attenzione. Stavolta l'attacco vincente di Pegoraro. Si chiude qua il break vincente della Rotoblast. 13-21 adesso. Angelica Costamagna al servizio adesso per la Rotoblast. Lo spaccavolley, scusate. Ok. Pronto al servizio Costamagna. Battuto su Piero Bon. Federica Braida nel lato di Bellini. Bellini, Murata, difende Petrucciello. Braida subito dall'altra parte. Rosita Civetta dal lato di Dalcero. 14° punto per lo spaccavolley.
Al servizio ancora per la formazione veronese Angelica Costamagna. Servizio battuto su Piero Bon. Braida, sempre Bellini a attaccare. Out. 2-14. Caterina Minore al servizio. Servizio. Riceve Strasser. Civetta, l'attacco. Mani out di Marconcini. 15-22. Martina Pegoraro al servizio. In rete. 23-15 punteggio adesso nel corso del primo set. 2 punti separano la Rotoplas dal primo set vittorioso. Federica Braida al servizio. Servizio battuto. Marconcini. Strasser nel centro, ci prova Costamagna ma viene difeso il suo attacco Piero Bon. Petrucciello, pallonetto veloce, difende Strasser, Civetta dall'altro lato. 24-15. 15-24 in realtà. Siamo al set ball, non è un punto per lo spacca. Aiuto regia. Allora, Braida al servizio. Palla set per la Rotoplas. Servizio battuto, riceve Costamagna, Civetta. Costamagna attacca. Attacco. Out. 25-15, quindi la Rotoplas si aggiudica il primo set. Andiamo con gli sponsor. Torniamo tra poco per l'inizio del secondo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
4. Sono 180 secondi, 3 minuti, vuol dire che sono 5. Togli 5 secondi. Nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomea. Servizio Bellini. Out sul servizio. Primo punto per lo spaccavolley. 1-0 il punteggio. Siamo al servizio, ora c'è. Oddio, adesso non. Ah sì, la numero 9 per Mugnan. Riceve Piero Bon, Petruziello dall'altra parte. Per Mugnan. Attacco è vincente di Costamagna. 2-0 il punteggio. Allora facciamo un check veloce dei punti dello spaccavolley. 4 punti per Costamagna, 3 punti per Civetta, 1 per Mugnan, 3 per Marconcini, 1 per Dalcero e 1 per Pegoraro. 13 punti di squadra, 2 soli su errori. Servizio. Attacco provato da Orlandini, non è andato a buon fine. Ci prova adesso Costamagna, ma viene difeso su attacco da Bellini. Petruziello. Attacco vincente di Petruziello. 2-1 il punteggio. I punti della Rotoblast: 2 punti per Miori, 3 per Manetti, 2 per Orlandini, 7 per Petruziello, 1 solo per Bellini. 15 punti di squadra, 10 su errore. Servizio battuto da parte di... Quindi non mi ricordo chi è che l'ha battuto. Costamagna, Murata. Stratter. Attacco sbagliato di Marconcini che gli costa il quarto tocco. 3-1. Scusate, 2 pari il punteggio. 2 pari. Siamo su 2 pari. Manette battuto il servizio su Costamagna. Attacco vincente di Costamagna. 3-2 il punteggio. Siamo sul 3-2 adesso. Al servizio Rosita Civetta. Ok, adesso hanno aggiornato anche il tabellone e abbiamo aggiornato che noi 3-2 per lo spaccavolley. Servizio di Ross. Battuto su Bellini. Braida. Bellini. Attacco out. 4-2 il punteggio a favore dello spaccavolley. Ancora Ross al servizio. Servizio battuto. Riceve Piero Bon. Braida. Orlandini. Difende Costamagna che attacca ma viene fuori. Attacco vincente di Cate. Scusate, muro vincente della Cate. Cate al servizio. Servizio battuto, riceve Stratter. Attacco aiutato da Marconcini, non è andato a buon fine. E arriva l'attacco della numero 11 Dalcero. 1-0. 5-3, scusate, per lo spaccavolley. Ok, scusa, Costamagna. Battuto il servizio su Orlandini. Però deve concedere la free ball. Attenzione, Civetta. Tipo il pallonetto, provato, difende Bellini. Orlandini, difende Stratter. Piero Bon, gol per la free ball. Orlandini. Viene murato il suo attacco.
6-3 per lo spaccavolley. Quindi ancora al servizio Costamagna, difende, riceve Piero Bellini, però l'attacco di Petruccelli è out. 7-3, punteggio, forse Luca potrebbe chiamare il time out. Ed ecco il time out sponsor. Di nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomea, siamo sul 7-3. Ora il punteggio. Servito battuto su Orlandini, Braida. Miori, viene difeso da Strat. Attacco subito provato da Costamagna, ma viene difeso da Piero Bon. Attacco provato da Miori Murato. Lato Orlandini. Difende Marconcini. Civetta. Attacco Murato. Marconcini. C'è l'invasione. 7-4 adesso il punteggio. Emma Orlandini al servizio. Orlandini. Out. 8-4 il punteggio. Il servizio Martina Pegoraro. 8-4 il punteggio nel corso del secondo set. Riceve Piero Bon, ma arriva l'Ace. 9-4 per lo spaccavolley. Hanno chiesto di asciugare il campo Piero Bon. Si può ricominciare allora. Servizio ancora Pegoraro per lo spaccavolley. Servizio battuto, riceve Piero Bon. Vai dal lato di Bellini. Difeso Bellini 2 volte. 10° punto per lo spaccavolley, che sta prendendo molto bene le misure in questo secondo set, approfittando anche degli errori. Sponsor, andiamo con gli sponsor. Nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomea. Servizio a favore dello spaccavolley Martina Pegoraro. Pronto il servizio. Servizio battuto su Piero Bon. Arriva l'Ace. 11-4. Completamente in bambola la Rotoblast. Riceve il servizio Piero Bon, ma Miori non si accorge che la palla era per lei. Mamma mia.
è andato in tilt. Martina Pegoraro ancora lei al servizio, autrice dell'ultimo ace, con tanta complicanza, con grande complicità da parte nostra. Servizio battuto, spegne sul nastro. 5-11 punteggio. Caterina Miori, la rotola riceve Sottamagna, prova l'attacco la numero 9 ma viene difeso. Manetti, triball, Civetta, durata. Aspetta, 6-11, muro di Manetti, Miori al servizio battuto, riceve Sottamagna, Civetta dal lato di Marconcini, viene murato, però c'è la difesa di Bellini. Bellini pallonetto, concede di Bellini, 7-11 punteggio. Ancora Cate al servizio, bisogna accorciare adesso molto le distanze. Battuto su out, attacco out, va bene. 8-11, time out, andiamo con gli sponsor. In diretta dal Palasport di Villa Bartolomea, provincia di Verona. Siamo sull'8-11 a favore dello Spaccavolli. Servizio di Miori, servizio battuto su Marconcini, attacco di Marconcini murata, centro, attacco vincente della capitana Permugnan. Battuto Raida Tricchiello in rete in attacco. 13-8 dallo Spaccavolley. Ricordiamo che la Rotoblast non ha più time out. Servizio ancora di Permugnan battuto. Raida Bellini, pallonetto, però viene difeso. Marconcini. 14-8. Ancora al servizio la capitana Permugnan per la Spaccavolley. Dicevo Orlandini, Braida, Bellini. 9-14 punteggio. Bisogna un po' rivedere il tabellone perché tendono a dare 2 punti. Braida al servizio battuto e arriva Late. C'è 14. Ora Braida al servizio, invece nell'ultimo hit. Servizio battuto, volta out. 15-10 punteggio.
Il servizio, la numero 4. No, scusate, la numero 10 Marconcini. Riceve Bellini, Braida, Petruzziello, Moro, out. Dice Bellini al servizio. Servizio battuto su Prater, Civetta, attacco Costamagna, viene difeso da Braida. Sì, a 15. Braida, da Bellini al servizio. Servizio battuto, riceve la numero 10, però c'è una free ball. Braida al centro. C'è 15. Bellini al servizio. Servizio in rete. Servizio per Mugnan, la capitana. Riceve Bellini, ma la manda sul tetto. Ace. 17-13 il punteggio. Ancora per Mugnan, autrice dell'ultimo ace, pronta a servire. Servizio battuto su Piero Bon. Braida, lato Orlandini, riceve, c'è l'invasione. Servizio di Fede battuto. Costamagna di Fede da fuori. Attenzione, Manetti sul tetto. 18-14 a favore dello spaccavolley. Nel corso del secondo set della 12ª giornata campionato Serie B1 girone C. Rodita al Civetta, Ross il servizio battuto su Orlandini. Braida, lato di che ha provato Strasser. È cambiato il libero, intanto è entrata Chiara Dorni, Spaccavolley al posto del libero Strasser. Orlandini e Petruzziello. Attenzione, 16-18 per lo Spaccavolley, accorciate ancora un po' le distanze. L'attacco provato da Costamagna, che ha distrutto la povera Fede. 16-19 adesso lo Spaccavolley. Costamagna al servizio, diceva Orlandini. Braida dal lato di Miori. Concetto 20-16 per lo Spaccavolley. Ancora Costamagna su Orlandini. Braida. Orlandini attacca in campo. (17-20). Non so come sentite voi l'audio in diretta, però
Io vi dico che qua sta rimbombando tantissimo e probabilmente uscirò con un mal di testa terribile. Orlandini, servizio. Strasser, scusa, Dorni riceve. Attacco tentato da Costamagna, viene difeso. Berlini, pallonetto difeso anche da Bacca. Attacco out. E tocca muro, sì. Attacco difeso toccato da Braida. 17-21. Martina Pegoraro. Toccata Braida. Non trovava il pallone. Allora, piccola gag anche oggi. Martina Pegoraro al servizio. Tutto su Piero Bon. Dall'altra parte Bellini. Hanno vincente. 18-21. Caterina Mioi al servizio. Servizio battuto, riceve Costamagna. Civetta. Attacco di Marconcini vincente di 22-18. Al servizio Maria Vittoria D'Alcero. Servizio battuto, riceve Bellini che è tenuto a impegnare. Ribol concessa da Piero Bon. Civetta al centro, Costamagna. Attacco vincente. 23-18 il punteggio. Ancora D'Alcero al servizio. Ricordiamo che 2 punti mancano allo spaccavolley per aggiudicarsi il secondo set e coach Pollini ha ancora a disposizione un time out nell'eventualità. Bellini, attacco vincente da fare per Elena Strasser. 19-23. Federica Braida al servizio. Out. Set ball per lo spaccavolle. 24-19. Sofia Marconcini al servizio. Servizio battuto. Bellini, Braida, centro, Manetti. 24. Una palla set annullata alla Rotoblaz e allo spaccavoli, scusate. Dice Bellini al servizio. Però non avete detto quello che ha detto Alan. Servizio out. 25-20. Allora andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you
breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the ghost take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the ghost take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the ghost take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the ghost take you? Nuovo in diretta dal palazzetto di Villa San Bartolomeo. Sì, Villa Bartolomeo, scusate. Servito battuto da Marconcini. E viene difeso il suo attacco già da Permugnan, la capitana. Allora, riepiloghiamo subito i punti. Allora, 5 punti per Costamagna, 2 punti per Permugnan, 3 punti per Marconcini, 1 per Dalcero e 3 punti per Pegoraro. 14 punti totali. Rotoblas, 1 punto per Miori, 2 per Manetti, 2 per Braida, 1 per Orlandini, 5 per Trustiello, 4 Bellini. 15 punti di squadra nel corso di questo secondo set. Orlandini preso il suo attacco da Marconcini. Civetta, attacco da Manetti. 1 pari Rotoblas. Servizio battuto su Marconcini. Civetta, attacco durato da Orlandini. 2-1. Tentativo di Permugnan murato da Orlandini. 2-1. Ancora Giulia Manetti al servizio per la Rotoblas. Volano volley. Servizio battuto, riceve Marconcini. Civetta, lato di pallonetto tentato da Costamagna, ma non è andato a buon fine. Petruziello, 3-1. È 1 per la Rotoblas, punto di Carli. Il servizio battuto su Adurni. Tentativo vincente di Costamagna con l'avvio anche del muro. 2-3 il punteggio adesso. Il servizio già da Permugnan, la capitana delle spacca volley. Abbiamo avuto il 3-2 nel corso del terzo set. Servizio battuto su Orlandini. Braida. Orlandini attacca. Attacco ben difeso. Costamagna, c'è la free ball però, riceve Petrucchiello, Braida, Orlandini, 4-2. 4-2 della Rotoblas. Carlotta Petrucchiello al servizio. Carlotta al servizio, riceve
la numero 10. Pallonetto tentato, lo difendo. Orlandini, pallonetto. Qualche giorno da ora Carne al servizio, riceve Marconcini, che non si concretizza. 6-2 per la Rotoblast. Time out per lo Spacca sponsor. Nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomea in provincia di Verona. 3-2 il punteggio a favore della Rotoblast. Corso del terzo set. Carlotta Petruzziello, la Carli al servizio. Servizio battuto. Out il servizio. 3-6. A favore sempre della Rotoblast, che però perde un punticino e il break di vantaggio. Servizio nelle mani di Rosita Civetta. Servizio alla Ross. Servizio Ross. Riceve Orlandini. Braida. Orlandini. Servizio proprio l'autrice dell'ultimo punto è Orlandini. Servizio ricevuto da Adorni. Palla che tocca le mani di Bellini e poi va a toccare l'asta. Settimo punto per la Rotoblast. Appena fatto il quarto invece la formazione allenata da coach Simone Pollini. Angelica Costamagna al servizio per lo spacca volley. Servizio battuto, riceve Piero Bon. Braida, fatto di Petruzziello. Va a fare invasione Maria Vittoria D'Alcero. 8-4 punteggio. Servizio battuto, riceve Marconcini. L'attacco viene murata. 9-4 il punteggio per la Rotoblast. Orlandini al servizio. Scusate, Caterina Mioni al servizio. Con una posizione che non riesco a vedere bene. Arriva lei. No, non è arrivato lei, scusate. Bellini. Non arriva un ace che sembrava fatto. Dai. Time out sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Di nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomea. Siamo alla 12ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C. Viene a confronto lo spaccavolle e la Rotoblast Volano Volley, che sono nel corso del terzo set risultato fermo sull'1-1.
punteggio del 0-7, 10-4 a favore della Rotoblat. Catenfiore al servizio, riceve ad Olni, attacco tentato da Costamagna, però è stato difeso. Dall'altra parte ancora lo spaccavolley, rischiata la portata a Bellini. 5-10, perché ormai è una cosa che tu la prendi così, te la chiamano come una portata. Sì, ti dico, però ormai ogni volta che la tocchi così è sempre una portata. Boh. Vabbè, 5-10 punteggio, il servizio affidato a Martina Pegoraro per lo spaccavolley. Servizio su Orlandini, Braida, lato di Bellini. L'attacco, ma viene difeso, però c'è una free ball. Petruzziello, Braida, al centro, Manetti. Manetti. 11-5. Federica Braida al servizio. Federica Braida, servizio battuto. Out. 6-11 punteggio. Maria Vittoria D'Alcero al servizio per lo spaccavolley. Servizio battuto, riceve Piero Braida. Bellini. 6-12 punteggio. Vi ricordo che nel corso del terzo set Simone Pollini ha già usato tutti e due i time out. Luca Pallatini ancora per la Rotoblat, ne ha ancora tutti e due a disposizione. Nel caso servizio, ovviamente. Al servizio va l'autrice dell'ultimo punto, Alice Bellini. Servizio battuto. Per la Rotoblat, Alice Bellini. Dice nell'ultimo hit. Servizio battuto. Con l'ausilio del net riceve Marcolini, che attacca anche, ma difende Piero Braida. Orlandini difende il suo attacco. Civetta Veruviani difende Bellini. Braida, Petruzziello. Carlotta Petruzziello. 14-6. Coragli al servizio. Servizio battuto, riceve Adorni. Braida e Piero Bon chiedono di asciugare il campo alle due ragazze Muppets. Ok, pronta al servizio Alice Bellini per la Rotoblat con la volley. Battuto il servizio, riceve Costamagna. Attacco tentato però viene difeso. Attacco di Costamagna difeso. Orlandini, lo tiro del muro, diventa Marcolini, pallonetto, Piero Bon, Orlandini. Ma che brava! Mamma mia, Orlandini è stata che brava, perché è una ragazza con la sua stazza, sembrava in procinto di andarsi a stampare sulla rete, invece piantato piedi sulla linea e ora Alice Bellini al servizio. Bellini 7-6, massimo vantaggio della partita.
servito battuto in rete. Da 7-7. Marconcini il servizio. Sofia Marconcini chiede la rotazione. La capitana dello spaccavolley. Ok. Allora siamo pronti a cominciare. A riprendere, scusate. Sofia Marconcini al servizio. Servizio battuto. Piero Bon. Raida. Lato di Orlandini. Viene difeso il suo attacco da Strazzer. Attacco di vincente di Costa Magna. 8-17. Allora siamo sul 17-8, corso del terzo set. Servizio di Marconcini. Riceve Orlandini. Raida. Lato di Mani. Però c'è una free ball. Raida. Lato di Petruzziello. È regolato il suo attacco. 9-17. Vediamo. Il servizio ancora di Marconcini. Servizio out. 18-9. Servizio battuto su Marconcini. Tacco. Il tente di Permugnan. 10-18 il punteggio. E al servizio va proprio l'autrice dell'ultimo punto, Giada Permugnan. Servizio battuto, riceve Orlandini. Orlandini concede una free ball, ma Costa Magna riceve e attacca Costa Magna. Un 18. Permugnan pronto al servizio. Ok, pronto il servizio Permugnan. Riceve Bellini. Raida. Lato di Orlandini. Lato il suo attacco. Ancora Orlandini. Prende. Funziona, ci prova subito il Civetta, però viene disinnescato il suo tentativo. Prova Petruzziello. Viene ancora difesa il suo attacco, però c'è una free ball. Miori. Raida. Petruzziello murata. 12-18. Adesso arriverà sicuramente il time out da parte di Luca Parlattini, perché è già lì pronto. Ed eccolo qui il time out sponsor. Di nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomea. Siamo nel corso del terzo set, 12ª giornata campionato Serie B1 girone C. Forse Luca Parlattini potrebbe tentare un cambio magari. Giada Permugnan il servizio. Servizio Orlandini però. Attenzione. 13-18. Distrazione fatale. Ancora
per Mugnana al servizio. Dimezzato praticamente il vantaggio che avevamo accumulato. Arriva l'ace. Bellini, Orlandini non se la sono chiamata. Portaletto arriverà un altro time out per Luca. Ed eccolo qua, sponsor. Come in diretta. Detto, non ci sono più time out da nessuno dei due lati, quindi adesso vince chi ha più testa e chi è più calmo. Giada per Mugnan, il servizio. Servizio, battuto. Attenzione. Dini, tripoli. Vetta, lato di Costamagna, va bene, difesa Piero Bon. Non c'è un'altra free ball. Pivetta, lato sempre di Costamagna, difende Piero Bon. Orlandini. Diciannove a 14 punteggio. Un altro intervento della Mappes, perché è un terreno che veramente tiene, veramente resta veramente tanto il bagnato. Carlotta Petruzziello al servizio. Servizio partito net. Pivetta. Murata! Aida! 20 a 14. Ancora Carli al servizio. È pronto un cambio. Allora il cambio è, esce Rosita Civete, entra Martina Palomba. Dai, ottimo! Quindi cambia il palleggio. 15 a 20 il punteggio. Ok. No. 5-18. Civetta per Palomba. Riceve Orlandini, Braida. Orlandini. Attenzione. Tutto per la rotola. 1 a 15. Orlandini al servizio, 15. Servizio battuto. Attacco mai out. Il Costamagna all'attacco vincente, 16 a 21 il punteggio. E va proprio Angelica Costamagna al servizio per spaccavolley. Servizio battuto su Bellini, a sfiorare il tetto per Piero Bon, però c'è free ball. Attenzione. Va. Attenzione contro. 17 a 21. Stazione. 17 a 21. Sempre 4 punti tra le due formazioni, 4 punti alla chiusura del set. Servizio di Angelica Costamagna, ancora lei, servizio battuto e out. 22 a 17 punteggio adesso.
Serena Migliore al servizio. Riceve Adorni. Attacco in pallonetto tentato da Zonta. Non è andato a pompiere. C'è una free ball. Palomba. Provato ma viene difeso. Bellini. Col tocco che non c'è. Martina Pegoraro al servizio. 18-22 per la Rotoblas, ma il servizio però è nelle mani dello spaccavolli. Servizio battuto, riceve Orlandini. Si può credere. Braida. 22-19, ma dai, ma fischiata ma non hanno fischiato la portata a noi, che era abbastanza incredibile, e a loro clamorosissima fischiata, ma dai, ma non è possibile. 19-22 allora. Servizio Pegoraro. Attenzione. Servizio 23-19. Adesso al servizio c'è il cambio, attenzione. Esce Federica Braida ed entra Chiara Paoli. Ok, Chiara Paoli al servizio. Non 2 alla Rotoblas. Chiara Paoli, servizio battuto, out. 20-23. Di nuovo il cambio, quindi Chiara Paoli esce e ridà il posto a Federica Braida. Per la formazione di Spaccavolley allenata da Simone Pollina, adesso al servizio Maria Vittoria D'Alcero. Ok, cambio avvenuto. No, perché adesso è avvenuto. Servizio. Pronto lo spaccavolley. 20-23 il punteggio nel corso del terzo set. Oh mamma mia, mi sto urlando talmente tanto. Servizio battuto. Braida. Petruzziello. Attacco dalla Carli. 24-20. C'è il set ball per la Rotoblas nelle mani di Alli Bellini. C'è Bellini. Dito battuto su Adorni. Divetta. Attacco tentato da Marcolini, non è andato a Pontini. Petruzziello pallonetto, difeso da Adorni. Civetta. Marcolini. Braida. Orlandini, difeso il suo attacco. Civetta. L'attacco di è out. (25-20) per la Rotoblas. Pausa sponsor e torniamo per il quarto set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take
Di nuovo in diretta. Allora, di nuovo in diretta dal Palasport di... Scusate un attimo che dovrei mettere un po' la postazione. Allora, ok, scusate, postazione ripristinata, bene. Grazie anche a Fabrizio Sava dell'aiuto. Allora, inizia il quarto set. Alice Bellini al servizio del... serve la prima. Servizio battuto, riceve Costamagna, Civetta. Primo attacco viene difeso da... attenzione, Petrucciello. Difeso. Attacco vincente di Giada Permugnan. 1-0, allora epilogo veloce dei punti. 6 punti per Costamagna, 3 punti per Permugnan e 1 per Pegoraro. 10 punti di squadra, 10 su errore. Per la Rotoblat invece 2 punti Manetti, 1 Braida, 7 Orlandini, 3 Petrucciello, 5 Bellini. 18 punti di squadra, 7 su errore. Partito il servizio, Bellini riceve, Braida, Orlandini, pallonetto, uno pari. Giulia Manetti al servizio. Giulia Manetti 2-1. Ragazzi, spero che sta partita finisca questo set, perché io sono già in riserva dopo 4 set. Servizio di Manetti, riceve Costamagna, tacco è vincente di Pegoraro, 2 pari. Il servizio adesso è per la Ross. Rosita Civetta al servizio. Battuto, riceve Bellini, Braida, Miori, Caterina Miori, 3-2. Pronta al servizio Carlotta Petrucciello, aspettiamo solo l'intervento delle Mappes. È andata anche bene a Carlotta, infatti la sua reazione è stata quando ha visto il nastro, ha detto oh! E poi il risultato, come dire, è andata bene. Carti ancora lei al servizio, 4-2, servizio battuto e arriva brava toccata, vai da Miori, pressione, servizio, Braida, quindi pallonetto, viene difeso il suo attacco. Adorni,
Attacco. Uno di Orlandini che vale. C'è anche il time out. Sponsor. Intanto qui tutti ballano qui in postazione, io invece sono qua che mi sto sgolando, tra un po' io veramente mi viene l'infarto, dovete chiamarmi l'ambulanza. Allora, di nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomeo, Carli al servizio. Dito battuto su Adorni. Attenzione, difende l'attacco Bellini. Petruzziello, attacco out, sì. Non c'è il tocco, 3-5. Costamagna ha servito, battuto su Bellini. Raida, subito! Raida 6-3. Adesso Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto. Chivetta. Con mani out, peccato. 4-6. L'attacco, se non erro, è stato vincente di Dalcero. Al servizio la numero 13 Chiara, no, scusate, Martina Pegoraro, numero 15. Scusa. Visto battuto. Out. H4. 7-4, non 6-5. Caterina Miore al servizio. Servizio battuto. Riceve Marco Incini. Attacco vincente di Costamagna. 5-7 il punteggio. Adesso al servizio Dalcero. E arriva Leite. 6-7. Ancora Maria Vittoria Dalcero, autrice del servizio. Riceve Bellini. Raida. Bellini. 6. Federica Braida al servizio. Riceve Marconcini, Civetta. Attacco è vincente di Permugnan. 7-8 il punteggio. Al servizio va Sofia Marconcini. Arriva il punto vincente. Non ho visto chi ha fatto il punto perché c'è stata una mezza mitica, ma credo che era Giada Manetti l'autrice del punto. 9-7 il punteggio. Bellini in rete. 8-9.
Vada per Mugnan, la capitana al servizio, riceve Orlandini. Però c'è una free ball. Attenzione Civetta, dall'altro lato Costa Magna, Murata, Civetta, Costa Magna, ancora servizio battuto su Orlandini. Braida, Orlandini, di Manetti, deve Marconcini, tacco out di Pegoraro, vale l'11-9. Quella di Marconcini, campo, sì, campo. Dodici a 9. Ancora Manetti, l'ultimo ace. Come Marconcini, Adorni, attacco vincente di Costa Magna, 10 a 12 punteggio. Rosita Civetta al servizio, la ex di turno, vi ricordo. Riceve Orlandi, scusate, Bellini. Uccello, attacco vincente. 10. Servizio di Petruzziello, attenzione, attacco vincente di Pegoraro. Tutto molto veloce, 11 a 13. Angelica Costa Magna al servizio. Battuto su Orlandini, Braida al centro per Bellini, c'è il punto di Bellini, è out, di poco out, 12 a 13. Brava in campo, vabbè, da qua. Ancora Costa Magna al servizio, battuto il servizio su Bellini. Braida, lato di Orlandini. Orlandini difeso da Marconcini. Marconcini attacca. 14 a 12. Emma Orlandini al servizio. Battuto su Marconcini, Civetta. Pilonetto di Costa Magna, ma che però viene difeso. Però c'è una free ball. Civetta, Marconcini, Murata! Al servizio Emma Orlandini. Servizio di Orlandini, riceve Marconcini, Civetta. Ora di Bellini!
Time out, sponsor. Nuovo in diretta dal Palasport di Villa Bartolomea, quarto set della 12ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C. Siamo sul 2-1 nel precedente set per la Rotoblast del Giannonci parziale. Emma Orlandini in servizio per la Rotoblast. Servizio battuto, riceve Marco Infini. C'è l'attacco di Carli che vincente 17-12. C'è un cambio, Rosita Civetta lascia il posto a Martina Palomba, quindi cambia solo il palleggio per un palleggio, quindi resta tutto invariato. Orlandini con Palomba, attacco di Bonfine, Bellini, pallone presidente 8-12. Alli Bellini al servizio, Emma Orlandini, ancora lei, riceve Adorni, Palomba, attacco subito di Pegoraro e vincente di 13-18. Cambio ancora per, esce la numero 15 Martina Pegoraro ed entra Anna Sandri col numero 7. Un centrale per un centrale. Va proprio Anna Sandri, tutto battuto su Orlandini, Braida, Dioni, volato il suo attacco e vincente 19-13. Caterina Miore ora al servizio. Tutto battuto, riceve Marconcini, Murato, Bellini, ora ancora la Cate al servizio battuto su Costamagna, Adorni, attacco tentato vincente, sì, di Marconcini, 14-20. Vi ricordo che Pollini ha già usato tutti e due i time out. Luca non ne ha ancora usato uno, quindi nell'eventualità lui può ancora chiedere due time out. Quinto out di Dalcero, 21-14. Braida al servizio per la Rotoblast. Battuto su Costamagna, Palomba, Murata da Marconcini, ma è ancora in gioco. Marconcini ancora difende Piero, Braida, Orlandini, pallonetti, difende Palomba, Adorni, Marconcini, difende ancora Orlandini, Braida, lato di Bellini, Ogni che difesa di Costamagna, Bellini, 2-14. Più 8 adesso, meno 3.
che accalza il posto di Giulia Manetti, centrale per centrale. Aida, bene. 23-14. Aida, servizio. Palomba. Leonetto, Bellini, Raita, Petrucchiello Murat da per Mugnan, 15-23. Allora, servizio. Dopo il mega coro qua di Giada Sofia Marconcini al servizio per riceve Bellini. Braida. Servito vince Bellini. Riceve Adorni, Palomba. Asia! Finita! È finita! Che sofferenza, ragazzi! Ma anche un 3-1 può essere motivo di godimento dopo aver sofferto tanto. Abbiamo portato a casa i 3 punti. Abbiamo vinto questa partita e adesso anche voi dobbiamo godere adesso, non incazzarci, dobbiamo godere. 3-1 Rotoblast che vince questo incontro e conquista 3 punti che in classifica fanno molto morale dopo la batosta subita nell'ultima partita dell'anno. Allora ringrazio subito Andrea Zeni che ci ha dato tutti i tabellini. Grazie a Lamberlof, il nostro regista, a Fabrizio Zaba, l'aiuto regista. Grazie a tutti anche voi per averci seguito fin qui. L'appuntamento è per sabato prossimo all'Arena Biancorossa contro l'Alia Aduna Padova. A tutti voi l'augurio di una serena notte. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you
breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you out? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you out? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you out? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you?